appello lo faccio agli aderenti contrattuali, agli aderenti cosiddetti contrattuali dell'artigianato. Sono circa 50.000 e versano al fondo somme molto piccole. Con la consegna dell'estratto conto, del prospetto, possono vedere qual è la loro situazione. Riceveranno questo prospetto tramite carta, perché nella grandissima parte dei casi non disponiamo di indirizzi email. Allora, se siete dei lavoratori dipendenti di una pasticceria, di un panificio, di una maglieria, artigiani qui nel Veneto, 99 su 100 con ogni probabilità siete iscritti a Solidarietà Veneto. Avete un contatto con il fondo pensione più diffuso del Veneto, cogliete questa occasione per mettervi in contatto con i consulenti del fondo affinché si possa servirvi nella migliore delle condizioni, darvi rispetto al fondo pensione anche qualche opportunità in più, magari fino ad oggi non utilizzata. Esatto, per mettersi in contatto con voi questi dipendenti, quindi come devono fare? Devono entrare nel sito, mandare un'email con le app? Come possono fare? Tutto aperto, un'email Tutto va aperto. benissimo, una telefonata va anche bene pure quella. Naturalmente abbiamo i nostri sportelli in giro per i territori che possono essere approcciati anche per il tramite del nostro centralino qui a Mestre. Naturalmente anche le parti istitutive di rappresentanza dell'artigianato, datori e lavoratori, talvolta costituiscono un interessante e utile ponte con questo mondo molto ricco, molto numeroso anche, che è quello dei lavoratori dipendenti dell'artigianato.